Peppe Pellegrino è nato a Portanuova e laureato all'Università di Fossa Runza, dice la tua biografia. Mi spieghi questa cosa? No, io non sono mai, non sono mai stato a scuola, non sono mai, diciamo, non ho mai frequentato le scuole se non le primissime, vale a dire la prima, la seconda, la terza. Adesso non ricordo se ho fatto anche la quarta, in ogni caso, casomai l'ho interrotta immediatamente perché dovevo andare a lavorare. Avevo 6 anni e con una biciclettina che mi fu regalata da amici di mia madre, io andavo a lavorare in via Salemi dove c'era una fonderia e là a 6 anni e mezzo, 7 anni lavoravo appunto per guadagnare qualcosa. Dopodiché andavo in giro a cercare residui bellici e così potevo anche vendere il vetro, il rame, il ferro che trovavo e quindi non mi lasciavo mancare niente anche all'età di 6 anni e quindi non avevo tempo per andare a scuola, ma in ogni caso ci sono andato credo fino alla terza elementare, che fra l'altro ho fatto a Trapani perché là mia madre lavorava. Naturalmente tu non hai fatto sempre la radio, questa è una cosa che è arrivata Sì. alla fine degli anni Ho 70. lavorato per circa 20 anni all'Ausonia Gruppo Elettrogeni, dove sono entrato all'età di credo di 15 anni. Chiaramente sono rimasto là per una ventina d'anni, facevo il fresatore. So che però alla Ausonia avevi anche altri incarichi, ti occupavi di diritti dei Io ho lavoratori. fondato il sindacato dei metalmeccanici della nostra città, ma credo addirittura della nostra provincia, perché all'epoca non esisteva. Sono stato io a fondare questo sindacato che fra l'altro ha funzionato benissimo perché per esempio all'epoca arrivavamo a malapena a prendere, non a malapena, anzi li prendevamo regolarmente perché l'Ausonia è un'azienda straordinariamente seria, prendevamo 12 stipendi l'anno, adesso sono 14, iniziamo con 15 ore, ricordo, per la 13ª mensilità, poi si passò all'intera mensilità della 13ª, la 14ª, arrivarono le tute, arrivò la mensa e arrivarono tante altre cose che grazie appunto al sindacato della CGIL, dove noi ci iscrivemmo, io portai i lavoratori là, ti puoi immaginare con quale faccia i proprietari dell'azienda accolsero questo nostro desiderio di iscriverci al sindacato e però insomma poi il sindacato fra l'altro mi premiò con una medaglia che credo di avere lì dentro nel mio studio. Così, vabbè, lasciamo perdere, ho fatto anche questo. A un certo punto però decidi di cambiare la tua vita Sì. e compri una radio. Diciamo che la passione per il giornalismo l'ho sempre avuta perché mentre lavoravo all'Ausonia scrivevo per Panorama di Sicilia, che era un giornale locale fondato da Matteo Lagna Foderà, che poi fu direttore di questa emittente, fondato da Matteo Lagna Foderà, il quale mi faceva scrivere, anzi mi affidò l'intera pagina sportiva di quel giornale e io scrivevo mentre lavoravo, è chiaro che quella passione ce l'avevo. Poi decisi appunto non la comprai io, fui chiamato da quello che poi divenne il presidente del Marsala Leo Mannone e da Nino Lopresti, diabetologo di grosso spessore, i quali mi dissero: ma tu sei un appassionato di calcio, vieni, divertiti con noi, e andai a Scirocco 2, a Scirocco Canale 2, c'era la radio, solo la radio allora, Radio Scirocco Canale 2, in via Mazzini. In che anno siamo, Super Joe? Credo 28 anni fa, 27-28 anni fa. E aderì, cominciai con loro e poi loro finirono perché loro si divertivano, per me diventò una sorta di droga. E poi passai a Radio Rilibeo, stetti un anno, comprai una parte di Radio Rilibeo, ma qualcuno mi fregò anche i soldi, preferì andare lasciando quello che era mio, assieme a Franco Patti e a Giacomo Tobia, facevamo il famoso trio della faccia sporca, in realtà la faccia ce l'avevamo pulita, e ci divertivamo col calcio e fu allora che cominciai a subire anche delle intimidazioni, perché io non mi lascio mancare niente, ne ho ricevute tantissime in questi anni. Ci sono state anche delle denunce da parte nostra, da parte dell'emittente agli organi di polizia, ma questo fa parte del mio mestiere. Poi chiamato da Franco Rodriguez tornai a Radio Scirocco qui dentro, poi iniziai con la televisione a Tele Scirocco e non finì più. A un certo punto decisi di lasciare l'Ausonia fra lo stupore generale, perché la gente mi conosceva come un ottimo metalmeccanico. Io decisi di lasciare l'Ausonia
fra lo stupore generale, ripeto, ma soprattutto fra la costernazione di mia madre, che credeva che stessi combinando una stupidaggine. E da allora non mi sono più fermato. Cominciai appunto con Franco Rodriguez, poi capii che veniva gestita in una determinata maniera l'emittente, e siccome io avevo deciso di lasciare l'Ausonia solo perché volevo servire la mia città e non volevo fare altro, e quindi dissi a Rodriguez che quella emittente bisognava che la vendesse, e la comprò l'allora presidente del Marsala Calcio, Silvano Lombardo, il quale dopo 6 mesi mi disse: senti, io la chiudo. Io dissi: e io la compro. E da allora ho conosciuto Geppo, ho conosciuto anche te, ho conosciuto Tony Alagna, ho conosciuto tanti ragazzi, e devo dire, Giuseppina, e devo dire che con me sono rimasti soltanto quelli che mi hanno capito. Il fatto stesso che tu oggi sia venuto tornando da Roma ad intervistarmi significa che anche tu mi hai capito. Mi ha capito Geppo, mi ha capito Giuseppina, mi ha capito Tony Alagna fino a un certo punto. Quelli che non mi hanno capito se ne sono andati, non ho mai cacciato via nessuno. Prima parlavi di intimidazioni. Beh, sono tutte intimidazioni che chiaramente mi hanno all'inizio messo in difficoltà, poi ci ho fatto il callo. Quelle che mi dispiacevano di più erano le telefonate che facevano a mia madre, spaventandola, e quindi quelle mi hanno sicuramente, diciamo così, mi hanno fatto male. Mi stavi parlando delle telefonate intimidatorie che faceva una tua mamma. Ma credo che queste siano cose che abbiano poca importanza, perché è chiaro che la mamma del cretino dice qualcuno è sempre incinta. Figurati, mi disse un giorno il dottor Paolo Borsellino, per il quale io subito dopo la sua morte subii anche un processo, perché mandai qualcuno a quel paese con un mio servizio particolarmente duro, fui condannato, ma con un'autentica medaglia d'oro al valore civile. Mi disse Paolo Borsellino un giorno: non ti preoccupare, fino a quando ti arrivano le minacce non ti uccidono. E quindi io sono ancora qua, come vedi. Questo tuo modo di fare giornalismo in Inghilterra è chiamato giornalismo watchdog, che vuol dire cane da guardia. Ecco, non dire parolacce. Sì, difatti io ritengo di essere una sorta di carabiniere. Ripeto, l'arma non si deve offendere perché ho un grande rispetto. Io credo che l'arma dei carabinieri sia la più amata dagli italiani. Io credo di essere una sorta di carabiniere di questa città, quindi mi pongo a servizio della gente e solo della gente. Sono entrato in questa emittente povero, oggi sono poverissimo. Chiaramente sotto l'aspetto economico, per il resto sono ricchissimo perché è chiaro ci sono le minacce, ma ci sono anche gratificazioni straordinarie. Ho tanti amici in tutta Italia, ho tanti fratelli in questa mia città, i giovani li adoro e molti di loro mi vogliono bene. Per cui che problemi vuoi che ci siano? C'è un ricordo particolare in questi 30 anni di Radio Antenna, una cosa che ti sono viene... un po' meno, sono 28. No, per esempio abbiamo creato un giornale, il giornale degli sportivi Salotto Azzurro. La vittoria del campionato con Mario Bucilli e con Massimo Morgia appartengono anche alla storia di questa nostra emittente, perché è chiaro che furono successi quelli conquistati anche grazie all'impegno della nostra emittente. Stiamo parlando della promozione in C1, in C1, credo. Ma prima in C2 e poi in C1. Sì. In occasione della vittoria del campionato in C1 io feci un giornale, un giornalibro, amiamo chiamarlo, 50 pagine, che fece il giro del mondo, perché mi fu richiesto anche da alcuni nostri concittadini negli Stati Uniti. Sai Davide, le soddisfazioni le ho avute. C'è un libro che mi è stato regalato dall'ex sindaco della città di Marsala, il notaio Salvatore Lombardo, che ha una dedica che credo veramente ripaghi gli sforzi straordinariamente importanti che ho fatto anche sotto l'aspetto fisico. La dedica credo che reciti in questo modo: un libro su Marsala alla voce di Marsala. Quindi credo che questo dica tutto su quello che può essere il ricordo che io ho di questa mia attività radiofonica. Nel tuo studio c'è una bellissima foto con Craxi, sì, che per te credo abbia un significato importante. Io l'ho sempre detto, sono socialista. Non ho più un partito, ma sono socialista. Anche perché il partito al quale io ho sempre, diciamo, indirizzato i miei sentimenti, chiamiamolo così, di affetto, il Partito Socialista, adesso lo troviamo ovunque. Ci sono un sacco di partiti socialisti, molti sono riciclati. Io continuo a dire che sono socialista, anche se non ho un partito. Io so che hai seguito il Marsala in tutte le condizioni. Mi ha raccontato Geppo che in certe occasioni sei stato costretto a inventarti la telecronaca. Una volta a Ragusa non avevo postazione, rimasi a Marsala e con un auricolare stavo ascoltando
telefonicamente un'altra emittente ragusana, io rimasi nello studio di Radio Antenne Boe e con un altro telefono feci la radiocronaca. In quella circostanza sono stato fortunato perché la partita finì 0-0 e quindi non ci fu occasione di dire chi aveva segnato, perché non avrei potuto dirlo. E un'altra volta invece so che un'altra partita l'hai seguita addirittura appollaiato su un albero. L'episodio che ricordo con grande simpatia lo vissi a Campobasso, quando arrivato nella città di Campobasso chiesi a un taxi di accompagnarmi allo stadio, finimmo sotto una valanga di neve, vennero i vigili del fuoco di Campobasso, mi tirarono fuori, mi volevano portare in ospedale, li pregai invece di accompagnarmi allo stadio. Perdemmo, tanto per cambiare 3-0, ma intanto là andai. Tu Peppe, a chi ti sei ispirato? Sei un cronista sportivo, cronista lo sono stato, della città? Davide, lo sono stato, perché poi è chiaro che tutti quanti hanno iniziato con diciamo un obiettivo, quello di emulare il grande nostro conterraneo Niccolò Carosio, che io conobbi a Caserta durante una partita casertana-marsala vinta dagli azzurri 2-1 con i gol di Di Marco e di Celano. E conobbi Niccolò Carosio. Eravamo tutti quanti quelli che 28 anni fa, 29 anni fa iniziavano questa avventura per gioco, perché tutti quanti per gioco. Quindi devo dirti sinceramente che io credo di non ispirarmi, di non essermi mai ispirato a... Ho avuto dei maestri, Gualtiero Zanetti, Mattia Lagna Foderà, dei grandi amici come Dino Barraco, però credo di essere diverso. Io sono Peppe Pellegrino con milioni di difetti e con solo pregio. Amo questa città. Grazie. A te.